Adesso vi faccio vedere anche i vetri come sono ridotti. Bellissimi. Cioè, più puliti di così non potrebbero essere. Devo ancora passare tutto il pavimento, aspettate, perché non ho finito. I vetri sono bellissimi. Pronti? No, non siete pronti a vedere il disastro dei vetri. Cioè, fanno veramente schifo. La parte sotto non è neanche male. Ma andando verso l'alto, and- andando verso l'alto, io rido per non piangere, ho cambiato le tende, avete visto? Ecco, quelle sono, dovete guardare quelle, i vetri no, questo non è neanche male, vabbè, poi non sono vetri di qualità e sono pessimi, non vengono neanche puliti. Queste zampine qua sono di Pepe. Quando lo prendo in braccio e lo faccio stare in braccio, guardare fuori dalla finestra, ecco, e lui si appoggia con le zampe sul vetro e quindi il risultato è quello. Adesso vado a vedere un attimo il fuocherello e passo l'aspirapolvere, che non sembra neanche sporco così il pavimento, però sembra pulito. Sembra, ricordatevelo, sembra. Anche il divano sembra. Guardate, tutti sti puntini che vedete sono tutti buchi. Buchi, ecco. Sono molto felice, molto. Allora ragazzi, sto cercando di preparare il pesce. Ci ho fatto un mix di pangrattato, questo, sale e un mix per il pesce che è questo qui, vabbè, un mix per il pesce. E qui ho il pesce. Nella Instant Pot avevo cotto le patate pomeriggio, la dose giusta, anzi un po' di più per pranzo. E adesso io tutta questa roba devo metterla, cioè il pesce lo vado a mettere qui sulla teglia del forno della stufa. Questi devo aprirli a metà. Il problema è che sono ancora congelati, ma dovrei riuscirci lo stesso. Esatto, questo è il nasello, infatti è ancora congelato questa parte qui non è neanche da mangiare perché è quella con, insomma, non è da mangiare. Sapete cosa faccio? Lo devo far scongelare un attimino, vi faccio vedere dopo. Oggi c'è tantissimo vento, è iniziato ieri, però guardate che cielo, che alba. Oggi è il 23 dicembre, cioè adesso che sto registrando poi voi vedrete questo video non so quando, ma insomma che alba oggi. Adesso faccio una foto, poi mi piace vedere i profili anche degli alberi, è bellissimo. Bello. Vado. Ed eccomi qui di nuovo. Allora, sabato pomeriggio. Ma dai! Ma scusate un attimo perché sono... Sì, ho i pantaloni del pigiama. Vabbè, niente, stavo ragionando su una cosa. Ah, ma io ho anche quella tovaglia di Natale. Ho questa che però sinceramente è sintetica. Questa non può essere considerata una tovaglia seria. Ma ce la facciamo andare bene. Ho appena pulito tutta la casa, oggi è sabato 23 e ho appena pulito tutto, vedi, ce la facciamo andare bene, sì, cioè, ecco, ce la facciamo andare bene, anche se non va bene, ma non importa, va bene lo stesso. E niente, ho pulito casa, infatti è tutto bello pulito. Quanto durerà? Forse qualche ora, perché ogni volta che pulisco succede qualcosa, quindi non lo so quanto durerà. Il divano è un disastro ogni giorno, ma mai come il giorno di quel video, mai come quel giorno. Ci ho messo un'oretta a pulire, considerate che ho disfatto anche il letto e adesso devo andare di là a rifarlo e ho messo a lavare le lenzuola perché fuori fa caldissimo oggi. Oggi sembra primavera, è 23 dicembre, sembra primavera, va bene. Ci dobbiamo far andare bene qualsiasi temperatura a questo punto
E no, ne ho approfittato a pulire proprio perché ho potuto fare corrente d'aria e quindi si è asciugato tutto molto in fretta rispetto all'altra volta. E adesso appunto devo fare il letto e il pranzo vedrò dopo cosa fare, intanto vado di là a sistemare, devo mettere via quello, a sistemare il letto. E qua anche ho aperto, qua anche ho passato il pavimento, perché essendo questa porta non si chiude, come tutte le porte qua dentro questa casa. Qua è la stanza caos praticamente. Ah, è arrivato Franz, bene. È arrivato. E questa è la stanza caos, perché c'è di tutto. Ma alla fine non la sto più tenendo aperta. No, non ha senso tenerla aperta. È solo una stanza fredda e non viene utilizzata adesso. D'estate sì, ma adesso. Niente, vado di là allora. La lavatrice è finito, quindi vado di là a fare il letto. Devo ancora accendere il fuoco, ecco no, niente, prima di andare a fare il letto devo accendere il fuoco. Va bene che fuori fa caldo, ma bisogna anche fare il fuoco. Domenica un pochino grigia, io non, cioè come mi sono alzata sono rimasta alla fine, ho solo tirato sui capelli, lavata la faccia, basta, e vestita. Questo è un maglione nuovo di Shein, è come quello azzurro, solo che l'ho preso in verde militare. Mi piace anche questo colore, mi sta bene, i colori freddi mi stanno bene. Detto ciò, apro un po' anche la finestra. C'è un elicottero, ok. Oggi è una domenica nuvolosissima, proprio tutto coperto. Non è freddo freddo, ieri ha fatto caldissimo, poi c'era anche tantissimo vento, una cosa allucinante. Comunque, niente, oggi è più fresco rispetto a ieri, per fortuna, perché siamo a dicembre, cioè non può fare così caldo. Però detto ciò, sono qui a registrarvi questa parte finale di questo vlog perché voglio farvi vedere tutte queste cose e c'ho anche il casino delle scatole degli addobbi, ma tanto questa stanza la tengo chiusa per il momento, quindi poco cambia, insomma nessuno le deve vedere, a parte voi quando faccio i video. Anche sopra il congelatore c'è roba, ma tanto la vedete solo raramente, insomma quando passo magari. E poi sistemato, ho finito il Natale, finito tutto questo periodo, la roba se ne andrà e quindi tornerà tutto a posto. Voglio concludere questo vlog augurandovi buon Natale, visto che uscirà proprio lunedì, giorno di Natale. Lunedì comunque perché i miei video escono di lunedì, però quest'anno capita, cioè il Natale capita proprio di lunedì. E quindi niente, vi auguro una buona giornata, spero la passiate tranquillamente, come vi ho già detto, serenamente, e che non abbiate paranoie e problemi proprio oggi, insomma, che dovrebbe essere una giornata di, come si può dire, di unione, di serenità, appunto. Faccio questo piccolo pezzo di video così per salutarvi e augurarvi buon Natale. Quest'oggi, quando voi starete guardando il video, io e Franz saremo dai miei a mangiare a pranzo dopo lavoro, perché noi lavoriamo sempre, anche se è festa, solo la domenica siamo a casa, quindi se le feste cadono durante la settimana noi lavoriamo, perché il nostro, cioè, è un servizio pubblico e non può fermarsi. Certo, per un giorno potrebbe anche fermarsi, voglio dire, basta organizzarsi, però questo è il quadro della situazione. Andiamo a vedere insieme tutti quei prodottini che dopo li sistemo un attimo meglio. Allora, il calendario dei semini, vi è piaciuto? È stato un calendario molto originale, devo dire. Ce ne sono altri su Amazon che forse sono anche fatti meglio, non lo so, però ce ne sono altri su Amazon e mi ispirano moltissimo. Va bene, comunque questo calendario è andato bene, devo dire. Devo provare appunto a far nascere tutte queste piante, anche se non so se effettivamente tutte possano vivere qua da me. Comunque ci si può provare, no? Poi vabbè, qui ho fatto l'angolino con due gnometti, però c'è un casino, cioè questo qua non dovrebbe essere qua, dovrei metterlo di là da qualche parte. Questo l'avevo preso o da Temu o da Shein, ma non lo so. Allora, qui c'è la scatola dell'alberello, l'alberello l'avete già visto nel vlog precedente, poi lo smonterò, toglierò le lucine, anche se avevo detto che l'avrei lasciato così, no, e lo rimetterò via in ordine qui nella sua scatola. Quindi questa è fatta apposta per poterlo riporre per l'anno dopo.
candele le lasciamo veramente perdere, perché le lasciamo perdere, non ne vale la pena neanche guardarle. Allora, qui c'è un po' di robetta di Degustabox, non è tutta chiaramente, qualcosina qua, ad esempio Chupa Chups li ho aperti, anche i biscottini di questo marchio sono spariti. Il miele, anche l'azienda ci ha regalato, ah non vi ho fatto vedere il cesto aziendale, cesto è una scatola, ecco cosa mi mancava. Vabbè, vi farò vedere anche quella, magari nel prossimo video. Quindi mercoledì ci sarà un nuovo vlog e rimanete comunque qui, insomma, che uscirà un nuovo video e lì magari vi farò vedere il cesto aziendale. Sì, va bene, dai, facciamo così perché sennò questo video dura troppo. Quindi questi sono più o meno i regalini, questo è un pezzo di non si sa cosa, i regalini del calendario, il mio di Degustabox. Alla fine, tutto sommato, guardandoli insieme, non è stato malissimo, però mi sarei aspettata molto di più da quel calendario, sinceramente. Un pacco di pasta, 2 pacchi di pasta, qualche sugo, cose realmente utili, piuttosto che Chupa Chups, dolcetti, cioccolata. Ecco, qualcosa di realmente utile. O questi qua. Sì, vabbè, questo è a tema per il Natale, ma sinceramente potevano evitare e mettere qualcosa di più utile. Anche, vabbè, biscottini, questa, crema di nocciola. Questo qua ecco, è un prodotto che è buono, il brodo. E vabbè, la bevanda detossinante lì, maionese, questi, i funghetti sotto olio, vero? Boh, penso di sì. Il Degustabox più o meno è stato questo. Altre cose, non mi ricordo cosa c'era. Vabbè, quello che non c'è, pazienza, l'avete visto comunque nelle aperture. Dove e Axe, devo dire che sono contenta, a parte magari qualcosina, tipo alla fascetta, ecco il pettine che sinceramente non mi serve, però per il resto devo dire che tagliaunghie mi serviva, la pinzetta può sempre essere utile, il dischetto anche mi può essere utile assolutamente, invece che usare quelli, poi è morbidissimo questo, invece che usare quelli usa e getta, anche se io li preferisco. Il panno anche può essere utile, la lima da tenere in borsa. Alla mia amica, quella incinta, ho regalato proprio il calendario da Aveax, pensando a lei e suo marito. E mi ha detto, ho già messo via dei prodotti, quelli più piccoli, per quando avrò il parto, e li ho già messi nella borsa, nella valigia del parto. E quindi diciamo che è stato un regalo molto utile, infatti sono contenta che sia piaciuto molto, anche perché ci sono delle full size, tipo il sapone e questi bagnoschiuma, insomma, questo deodorante full size, quindi sono cose molto utili e utilizzabili da tutti alla fine, a meno che a uno non piacciono proprio questi marchi, ma se no, ottimo. Calendario di Balea. Allora, Balea devo dire cosa? Questo lo sto utilizzando, il peeling da fare sotto la doccia. Devo dirvi che è veramente molto 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 delicato, non sembra neanche un peeling. Non mi piace particolarmente, però lo sto utilizzando, ce n'è ancora un pochino, sarà metà adesso, e non è questo granché, ecco, mi sarei aspettata molto di più. I prodotti di questo marchio non li conoscevo, non avendo un DM qua vicino, e quindi non li avevo mai provati, tranne forse una volta, vabbè, e cosa posso dirvi? Niente in sostanza, perché devo testarli. E poi arriviamo al calendario di Top Farmacia, che sinceramente è stato un calendario soddisfacente, a parte la mascherina e questo elastico, ma ci sta. Le caramelline c'ho ancora qui, è vero. Vabbè, mi vengono in mente ogni giorno queste caramelline e ogni giorno le lascio qua. Ecco, comunque è stato un calendario soddisfacente, pieno di prodotti da testare assolutamente, prodotti anche di marchi costosi, certo sono mini size. Burro cacao adesso mi servirà perché sto finendo quello che ho in borsa. Vabbè, prodotti di marchi appunto che ho visto in altri video, magari delle youtuber più famose, ma che non ho mai comprato assolutamente. Olaplex invece lo conoscevo, questo no. Cetaphil sì, vi ho detto che non mi piace particolarmente, Eucerin è per il sole, quindi magari quando si va a camminare, protezione 50, quindi quando si va a camminare sulla neve è perfetto, perché ci si ustiona ogni volta. Questo marchio qua ad esempio invece non l'avevo
o forse era uscito nel calendario di Accoverde, non l'anno scorso ma forse l'anno prima. Comunque forse l'ho già vista questa e fatta così. Vabbè, e questo utilissimo, cioè questo è strautile, e il disinfettante per le mani fatto così mi piace molto perché è molto compatto, dentifricio, insomma c'è tutta roba abbastanza utile. Sono rimasta molto delusa dalla casella 24 perché c'è questo buono sconto che io credo non utilizzerò neanche, quindi magari lo regalerò a qualcuno perché io sinceramente non devo acquistare niente dalla farmacia online, quindi boh. E non lo so, lo regalerò penso. Questo che cos'era? Ah sì, quella roba acida basica, ok. E l'Ovre cos'è? Doccia shampoo. Vabbè, non ho provato niente di questi. Questi li ho lasciati proprio intonsi qua, solo Balea ho testato qualcosina e basta. E la spazzolina, quindi questo è quanto. Adesso tolgo tutto, vi faccio vedere il puzzle finito. Bello, no? Cioè, da lontano è tutta un'altra cosa, chiaramente. È tutta un'altra visione da lontano. Più ci si allontana, più è carino. Adesso però ovviamente non posso mettermi troppo lontano, se no. Comunque è bello. Sì, da lontano penso si veda. Non è, allora, non è in alta qualità, nel senso che è proprio un'immagine non dettagliata. È molto... Cioè, da lontano no, da lontano è diverso. Però da vicino, ecco, non è uno di quei puzzle che hanno proprio le immagini ben dettagliate, con i bordi belli, cioè, vedete, tutto un po' approssimativo. Però come idea veramente, lo ripeto, molto bella. E questo è il risultato finale. Per il prossimo anno, niente, penserò a qualcosa per poterlo appendere, quindi metterlo su una base, in una cornice, insomma, per poterlo appendere per questo periodo e magari, perché no, usarlo proprio come sfondo di un video o dei video in generale. In questa postazione sapete ormai che io registro qua, anche se potrei mettermi sull'altra parete che è tutta libera e mettere magari un green screen, tutte quelle cose là. In realtà no, questa stanza potrebbe essere utilizzata molto meglio. Sì, lo so, me ne rendo conto. Però io la uso molto male perché essendo fredda alla fine la uso un po' così. Comunque bello, bello. Volevo farvelo vedere anche tutto finito, completo, senza niente sopra. E basta. Quindi con questo video e tutti i prodottini, che questi li ho appoggiati sul davanzale, e il paesaggio di oggi che è molto molto nuvoloso, e con l'ape sulla statale che fa rumore, dovrebbero vietare questi mezzi in giro perché veramente intralciano il traffico, fanno casino, puzzano, cioè dovrebbero proprio vietare la circolazione a cose del genere. Vabbè, comunque io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro nuovamente buon Natale, di passare una giornata tranquilla e serena e noi ci vediamo mercoledì con un nuovo vlog che devo registrare. Ma ci vedremo mercoledì. Statemi bene, ciao!